Ad Agrigento al mattino di oggi il Parco della Valle dei Templi ha presentato il calendario artistico invernale Riflessi culturali, teatro e musica al Palacongressi. Una stagione che abbiamo programmato per tempo, l'anno scorso abbiamo iniziato in ritardo ma abbiamo un po' testato il luogo e quest'anno si aprirà, abbiamo lavorato per far sì che il Palacongressi diventasse un luogo culturale dove poter non solo avere attività musicali ma attività teatrali importanti. Saremo aperti anche con attività che riguardano gli studenti delle scuole. Il Palacongressi riprenderanno i venerdì di musica jazz. Il Palacongressi, ricordo, all'Atere sarà oggetto della nuova sede della Biblioteca Luigi Pirandello. Abbiamo anche presentato e avuto finanziato un progetto per il rifacimento delle aree del giardino, per realizzare dei giochi per bambini. Alla fine di tutto un Palacongressi che serve da contenitore culturale per rigenerare non solo Villaggio Mosè, che è cresciuto senza un luogo culturale così importante, ma soprattutto per accogliere spettacoli importanti che servono anche in previsione di questo famoso 2025 e noi ci vogliamo fare trovare preparati. È un'attività che vede anche il supporto, la collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello, per cui faremo delle attività comuni e per cui l'interesse è quello di offrire un ventaglio variegato di produzione culturale e noi siamo qui per questo. In un momento così, da tanti punti di vista, perché naturalmente le strategie culturali devono guardare ad ampio raggio, con quello che sta attraversando il mondo, abbiamo pensato che fosse giusta una stagione più leggera, dove si possa ridere e sorridere, ma con intelligenza, senza vergognarsi di farlo. Per cui la commedia nera, la commedia noir, la commedia perfetta, sto pensando a uno dei titoli che è testimone d'accusa di Agatha Christie, considerata proprio la commedia perfetta, all'Ispettore Generale, uno dei testi più belli mai scritti, sto pensando a Oliva Denaro. E questo è un altro tema, quello della Sicilia, Oliva Denaro, il birraio di Preston e Pirandello con un Fu Mattia Pascal assolutamente rivoluzionario che è stato trasformato da Giorgio Marchesi, un idolo dei giovanissimi, perché abbiamo pensato anche ai giovani in opera rap. È una stagione variegata dove naturalmente i punti forti sono poi costituiti dal musical, in linea con la grande passione del direttore del parco Roberto Sciarratta, che come sempre curerà insieme a Carmelo Salemi anche la rassegna jazz, che è andata benissimo l'anno scorso con tutti i sold out alla Sala Zeus, e dicevo sarà difficile superarla. Abbiamo dato grandissimo rilievo alle donne, alle attrici italiane più importanti, che noi consideriamo più importanti, per cui abbiamo un poker di attrici: Ambra Angiolini, Nancy Brilli, Federica De Benedittis e Vanessa Gravina. E poi ci saranno Rocco Papaleo, ci sarà Edoardo Siravo col birraio di Preston, insomma è una stagione bellissima. Chiuderemo la stagione anche con un personaggio molto, molto amato a casa nostra, che è Marco Savatteri, con le sue albe che hanno avuto tanto successo. Questa volta l'alba si chiuderà nello spazio bellissimo del Palacongressi. Dulcis in fundo, ma lasciatemelo dire visto che sono coinvolto, la produzione del parco, quest'opera di grande coraggio che è l'Empedocle. Mi sembra giusto nella città di Pirandello ma anche di Empedocle dare un grande tributo nell'anno della capitale della cultura al filosofo che ci ha resi immortali, perché Empedocle ha scritto delle cose che oggi, usando un termine anglosassone, fanno rizzare le carni. Cioè leggere Empedocle oggi significa mettere in discussione tutto quello che sta succedendo a livello di guerra, a livello di violenza nel nostro pianeta. Finalmente si corona il mio sogno, quello di unire l'intera città anche dal punto di vista teatrale e culturale. Abbiamo condiviso un cartellone quasi unico per Agrigento, c'è la Fondazione del Teatro Pirandello e il Parco Archeologico al Palacongressi. Saranno degli eventi importantissimi, uno spessore culturale notevole, artisti nazionali, eventi meravigliosi. I temi sono per esempio il Pirandello col Fu Mattia Pascal, oppure anche il birraio di Preston e tante altre manifestazioni. E penso che sia il preludio per un Agrigento 2025. Agrigento è sempre stata una città di cultura, lo sarà ancora di più con questo cartellone condiviso. Abbiamo dimostrato di essere ancora una volta inclusivi.